No, vado a mente, tanto magari. Consigliere Gradini, lei c'è? No, ho il microfono spento, dai. Però, visto che ci sono le telecamere e tutto... No, 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 aspettavo lei. Allora, buonasera a tutti, grazie per la partecipazione a tutti i commissari di questa quarta commissione consigliare. Questa sera abbiamo un ospite, il presidente del Vegal, il consigliere Domenico Favro, vi leggo l'unico punto all'ordine del giorno, che è il programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020, misura 19, sviluppo locale leader, programma di sviluppo locale, punti, superfici, linee nella Venezia orientale, approvazione schema di convenzione per la regolamentazione del rapporto tra i comuni nell'attuazione del progetto Dalla Romanità al Rinascimento, tipo di intervento 19.2.1.x, progetto chiavi itinerari. Adesso passo la parola all'assessore alle attività produttive, l'assessore Geronazzo, che ci dice due parole. Prego. Questo progetto è un progetto denominato Giralemene, viene agganciato al vecchio progetto che era prima del PS 2007-2000. Adesso si chiama ancora Giralemene, ma non è il Giralemene, cioè viene denominato come il vecchio Giralemene, ma è un progetto nuovo che lo abbiamo agganciato circa 2 mesi fa, perché mi sembra che il comune di Jesolo al vecchio progetto non abbia più aderito, e quindi abbiamo pensato di fare un altro progetto. Adesso passo la parola al presidente Vegal, che ci illustra com'è formato questo progetto. Grazie Assessore, buonasera a tutti. Allora, fatemi un attimo capire, voi avete un'idea di come si sia sviluppato nel tempo questo progetto, o vi faccio 5 minuti introduttivi? Perfetto, benissimo. Allora, questo progetto è praticamente la continuazione del vecchio PSL 2007-2013. Adesso stiamo attuando il programma 2014-2020 e siamo già in prospettiva proiettati verso il nuovo progetto, quello 2021-2025, 26-27. Allora, e quindi c'è una certa continuità anche nelle azioni che si sono sviluppate nel tempo. C'è da dire che abbiamo avuto un po' la storia è un po' travagliata, nel senso che siamo partiti nel 2014, io sono stato eletto, mi ricordo, a maggio del 2014, ho cominciato a lavorare su questi progetti a giugno 2014 e oggi finalmente, dopo un po' di peripezie, li portiamo finalmente a termine. Le peripezie sono dovute al fatto che ci sono stati avvicendamenti, comuni che erano comuni capofila che sono andati al voto nel mentre il progetto si sviluppava, ci sono stati appunto degli assestamenti, poi l'Unione Europea ci ha un attimo rallentato perché avevano dato delle nuove direttive. Avevamo già, se vi ricordate, avevate già votato in Consiglio Comunale l'anno scorso questi progetti, ecco, che erano stati presentati il 7 di dicembre, solo che il giorno prima l'Unione Europea, noi non lo potevamo sapere, aveva mandato delle direttive nuove. Ci sono pervenute il 23 di dicembre, abbiamo perso un anno per adeguarci a queste nuove direttive. E nel frattempo, come Vegal, però questo è andato a ricadere anche su poi quelli che erano i progetti. Tanto è vero che oggi voi riportate in Consiglio Comunale nuovamente diciamo la stessa misura. Il progetto è stato nel frattempo aggiornato e rivisto, perché da un anno all'altro alcune esigenze di alcuni comuni sono state superate, perché alcuni hanno cambiato l'obiettivo sul quale volevano concentrarsi, altri che avevano necessità, per esempio i comuni delle spiagge, avevano necessità di avere delle opere già realizzate, oppure degli itinerari, dei progetti già
avevano bisogno di averli realizzati in tempi rapidi, e quindi loro hanno altre risorse e li hanno portati a compimento, e quindi oggi i progetti sono diversi da come erano stati presentati un anno fa. Scusi Presidente, sì. non ho capito bene la data, da quant'è che abbiamo dovuto lavorare per tornarci mentre nel 2017 dicembre? No, allora noi avevamo del dicembre 2017, mi pare, erano 7 dicembre 2017, noi abbiamo presentato le domande e praticamente ci è voluto un anno per ripristinare un po' il tutto. Grazie. Ecco, allora poi nel frattempo, come ha detto giustamente l'assessore Geronazzo, allora questi progetti partivano con una dotazione di 80.000 euro per ogni itinerario: Gira Lemene, Gira Livenza, Gira Tagliamento e Gira Lagune. Gira Lagune che praticamente comprende Cavallino, Jesolo, Caorle e San Michele, Bibione per capirsi. Un altro dei progetti, che era chiamato in gergo da noi addetti ai lavori il Gira Tutto, era gestito da Jesolo e aveva una dotazione piuttosto cospicua, 200.000, 180 è il Gira Lagune. In realtà erano meno, poi sono diventati 180 con una rimodulazione, perché Jesolo ha per problematiche interne rinunciato alla gestione del Giratutto, e ci siamo trovati che praticamente con questi 200.000 euro abbiamo un attimino rimodulato tutti gli importi. Ne abbiamo distribuiti 100.000 sugli itinerari, motivo per il quale il Gira Lemene, il Gira Lagune e il Gira Lemene, il Gira Livenza, il Gira Tagliamento e il Gira Lagune sono stati dotati di 25.000 euro ciascuno in più. Quindi stiamo parlando di un progetto che è passato da 80 a 105.000 euro. E poi un residuo di altri 100.000 li ha praticamente presi in carico il Vegal per un altro tipo di progetto. Allora, quindi questa è un attimo la storia di questo progetto. Allora, la base portante è sempre il vecchio Gira Lemene. Okay? Perché il Gira Lemene era il vecchio progetto 2007-2013. Oggi il nome di questo itinerario, il nome di questo progetto è Dalla Romanità al Rinascimento. Perché? Perché l'asse portante è appunto il percorso che va da Caorle, Concordia, Portogruaro, Gruaro e Cinto, caratterizzati dal far parte tutti quanti, diciamo, dell'agro di quella che una volta era la colonia romana Iulia Concordia, con la peculiarità di Portogruaro, che ha tutte delle sue specificità e che è atteso a valorizzare proprio la sua storia, che è più prettamente un po' più moderna, tra virgolette, rinascimentale, rispetto a quello che era l'epoca romana. E infatti poi quando andremo a discutere poi le singole iniziative per ogni comune capirete meglio. Allora, abbiamo fatto una serie di ragionamenti tutti insieme, ci si sono incontrati i sindaci, è stata stabilita un attimo una linea comune di condotta, e sulla falsariga di quella linea poi sono state fatte le varie proposte dai vari comuni. Io parto da Caorle e poi ve le illustro una per una, poi se avete domande siamo qui. Allora, Caorle aveva un vecchio progetto, che era quello praticamente che avevano presentato l'anno scorso, che era quello di fare la scansione digitale, la digitalizzazione del loro campanile, che è un campanile romanico particolare, quello tondo, esatto. Questo perché? Perché loro hanno già fatto tramite
l'accordo che ha fatto ATVO. ATVO ha già fatto la scansione digitale, non so se l'avete vista, della chiesetta della Madonna dell'Angelo. Se voi entrate nel sito di ATVO, dove c'è Venice Tour, ok, ci sono una serie di iniziative fatte da ATVO, hanno digitalizzato la chiesetta della Madonna dell'Angelo di Caorle, il battistero di Concordia, il centro di Portogruaro, la zona dei mulini e il Museo Nazionale Concordiese sono visitabili virtualmente, il museo di Altino, e adesso stanno lavorando anche sul castello, dovrebbero fare anche addirittura il castello di Fratta. Sono tutti siti che un turista può visitare in maniera virtuale e con il suo telefonino, sono già in funzione. Dove li troviamo? Allora, se volete, io ho il tablet dietro, se volete ve li faccio anche vedere. Allora, Questo sul sito dell'ATVO. Sul sito della TV, perché loro puntano sul fatto, allora ATVO, da questo punto apro una piccola parentesi, ATVO ha un progetto ben chiaro in testa. Loro si sono resi conto che portano un sacco di turisti dall'aeroporto di Venezia a Venezia e vogliono far conoscere a questi turisti l'entroterra. Infatti in molti dei loro pullman ci sono degli schermi interattivi nei quali loro mandano proprio le immagini dell'entroterra. E lì in effetti l'idea è quella di costruire anche in futuro delle sinergie insieme con loro, perché voi dovete vedere questo progetto come una tappa in un percorso che deve portare l'entroterra a sviluppare la sua vocazione turistica, e per come la vediamo noi deve essere una vocazione che deve essere, tra virgolette, vista in maniera autonoma rispetto alle spiagge. Noi non possiamo illuderci di portare via neanche mezzo turista dalle spiagge da luglio, giugno, luglio e agosto. Dobbiamo puntare a diventare per loro una risorsa nei mesi un po' più morti, aprile, maggio, settembre, ottobre. È lì che l'entroterra può far valere tutta la sua valenza culturale. Portogruaro con il suo centro storico, la zona di Gruaro e Cinto con i mulini, Concordia con l'area archeologica, entrando poi anche in prospettiva futura in un rapporto di collaborazione che è indispensabile con Sesto Arreghena, con Cordovado, e dobbiamo fare veramente sintesi e squadra, e dobbiamo proporci come territorio, perché non abbiamo assolutamente niente da invidiare ad altre situazioni, altri territori che stanno conoscendo veramente delle grandi fortune dal punto di vista dello sviluppo turistico. Quindi Caorle, avendo già la chiesetta della Madonna dell'Angelo, ha voluto, hai visto? Ecco. Ha voluto praticamente completare questo progetto. Tra l'altro abbiamo già fatto qualche trattativa con il direttore della TV Cerchier, che tra l'altro ringrazio perché anche lui ha veramente le idee molto chiare su come vuole sviluppare non solo le sue attività come azienda privata, ma anche con un'ottica di sviluppo anche del territorio. L'idea è quella poi di scambiarci queste informazioni, per cui la digitalizzazione del campanile poi verrà messa a disposizione anche loro, e loro ci daranno, da quello che abbiamo capito, a disposizione tutti quanti questi materiali che loro hanno realizzato, questi strumenti, non sono materiali, questi strumenti che loro hanno realizzato, perché questi strumenti oggi sono assolutamente a disposizione di un turista che arriva nel nostro territorio. E dentro, io conosco bene il battistero di Concordia, è stato il primo che hanno realizzato, ma lì non solo il turista può fare una visita virtuale del monumento, e la può fare da casa sua con lo smartphone, con quegli occhiali, quelli di carta, si mette lo schermo davanti e può veramente, come fosse all'interno del battistero. E lo stesso vale per il museo, lo stesso vale per la chiesetta della Madonna dell'Angelo,
ma ad esempio i ragazzini possono scaricarsi i disegni da colorare degli affreschi, come possono scaricarsi i disegni da colorare delle statue e dei monumenti che ci sono all'interno del museo. Credo che possano fare la stessa cosa anche con i mulini, con i mulini di qui di Portogruaro. Quindi diventano... Sì, no, questo è già quello che si può fare. Quindi diventa importante creare anche in questo caso uno scambio reciproco, perché queste cose loro le hanno pagate per conto loro, di tasca loro, ok? E ce le mettono a disposizione. Quindi Caorle ha chiesto di poter fare questo completamento di quello che è il loro progetto. In più Caorle, che ha adesso aperto il Museo del Mare, ci ha chiesto la possibilità di poter fare una piccola mostra con reperti trovati nel territorio di Caorle. Allora, Concordia è stata contattata qualche anno fa dalla soprintendenza, perché hanno spostato praticamente una serie di reperti, avevano bisogno di fare spazio dalla Barchessa, forse lì alla Concordia, Villa Soranzo, la Barchessa si chiama. Avevano una serie di reperti sia lì, e qualcosa era anche nel magazzino qui del museo, e sarebbe finito tutto quanto nei loro magazzini di Caorle. Allora, per non perderli questi reperti, che vengono da tutto il territorio, ok, li abbiamo affittato un capannone praticamente e li abbiamo messi dentro. E uno dei rami di questo progetto prevede la musealizzazione di alcuni di questi reperti e la loro disponibilità nei confronti dei turisti tramite delle mostre tematiche e proprio con pezzi del territorio. Caorle ne ha chiesta un'altra cosa del genere l'ha chiesta Gruaro, una cosa del genere l'ha chiesta Cinto. Infatti poi vi darò anche un attimo i dettagli degli importi, dei singoli importi degli interventi. Venendo a Concordia, ecco, anche Concordia noi abbiamo puntato anche noi su una mostra di questo tipo. Noi diciamo il budget tra virgolette a nostra disposizione, noi lo utilizzeremo per rendere visitabili e musealizzare tecnicamente. Scusate, mi chiamano, è il mio consigliere, ma lo sa che sono in commissione. Per rendere musealizzabili questi reperti e creare anche lì una mostra da mettere a disposizione dei turisti. Allora, per il Comune di Concordia ci sono circa tra i 28 e i 30.000 euro, una cifra più o meno di questo tipo. Adesso poi vi faccio un resoconto completo di tutte quante le cifre. Tra i 28 e i 30 tra i 28 e i 30 non lo so ancora la cifra precisa, per un motivo molto semplice. Ci siamo tenuti un piccolo margine per eventuali spese di gestione di qualche spesa imprevista che dovesse saltare fuori, e l'abbiamo considerata a carico più o meno un po' del nostro budget come comune capofila, perché poi diventerebbe in alcuni casi anche complicato star lì a ripartire successivamente spese fra 5 comuni. Venendo a Portogruaro, ecco, per quanto riguarda Portogruaro, il sindaco e l'assessore Geronazzo ci hanno fatto una proposta di voler inserire appunto due momenti che valorizzino l'aspetto rinascimentale e il periodo rinascimentale di Portogruaro. Quindi poi se l'assessore ha qualche dettaglio in più, perché magari ci stanno già lavorando, poi magari ve lo darà lui. Allora, mi parlavano di due eventi in due periodi distinti. Un primo evento da inserire già a maggio durante Terre dei Dogi. Ecco, Portogruaro ha una dotazione di 30.000 euro. I due eventi poi adesso avranno dei costi che non so di preciso, comunque
sommandoli siamo sui 30.000 euro. Uno inserito durante le terre dei dogi è legato alla gastronomia, al cibo di epoca rinascimentale. Mi pare che dovrebbe venire un professore a spiegare un attimo com'era l'alimentazione. Ecco, perfetto. E credo che ci saranno anche degli esempi di cibi dell'epoca. Esatto. Poi un secondo evento invece, fatto più avanti a giugno se non ricordo male, perfetto, con l'Istituto Musicale Santa Cecilia su uno studio su antiche musiche sempre del periodo medievale rinascimentale. Con una parte sullo studio degli antichi strumenti, compositori dell'epoca. Adesso la cosa è in fase di studio. Stiamo lavorando. Esatto, ecco. Questo è l'impianto che avevamo chiesto. Sì. Ecco, per quanto riguarda Santa Cecilia sul studio della musica rinascimentale. Sì, ecco. Per quanto riguarda Mi è sfuggito prima un particolare. Ha detto che il comune Capofila. Concordia e Comune Capofila. Allora, Concordia e Comune Capofila per un motivo molto semplice, perché era capofila nel vecchio progetto del vecchio PSL 2007-2013. E quindi praticamente i comuni capofila di quel progetto, per una questione di praticità, sono stati riconfermati. Vabbè, ma è una domanda più che legittima, è anche importante capire. Sì, in effetti poi c'è stata una grande collaborazione anche abbastanza importante, perché alla fin fine sono eventi che si fanno nei vari comuni, però dovete vederli come un unicum, cioè gli eventi fatti a Concordia non sono di Concordia, sono per tutto l'itinerario. Gli eventi di Portogruaro non è che sono eventi fatti a Portogruaro per valorizzare le caratteristiche specifiche di Portogruaro, ma all'interno di un percorso che comprende 5 comuni, ed è chiaro che poi tutti verranno invitati nel momento in cui ci saranno gli eventi, le mostre, anche la scansione digitale del campanile, cioè tutti i materiali che questo progetto andrà a realizzare e a produrre saranno a disposizione di tutti i comuni dell'itinerario. Vi faccio un esempio. Ieri sono passato davanti a l'ITIS. L'ITIS ha una sezione, ad esempio, di perito edile, se non sbaglio. Allora, potrebbe essere utile un domani per gli studenti studiare la scansione digitale del campanile per uso didattico. Questo materiale sarà anche a loro disposizione, non è che rimane a Caorle. Nello stesso modo il programma, per esempio, venendo a Cinto Cao Maggiore, allora a Cinto è stato trovato agli inizi dell'Ottocento un tesoretto, tecnicamente si chiama un ripostiglio di monete romane, molto preziose, alcune delle quali sono conservate al Museo Nazionale Concordiese, altre sono sparse un po' in giro per altri musei in Italia. Ecco, per esempio Cinto ha chiesto di poter digitalizzare, scansionare alcune delle monete più importanti e più preziose, per poterle poi rendere oggetto di un progetto didattico da fare con le scuole. Infatti, ecco, per esempio il budget di Cinto, che è intorno agli 8.000, no, meno, siamo intorno agli 8.000 euro, 8-10.000 euro, è diviso fra questa scansione, questa digitalizzazione delle monete e una mostra che anche loro hanno chiesto di poter realizzare nel loro comune, in strutture che individueranno e metteranno a disposizione. Stesso discorso per Gruaro. Allora Gruaro ha chiesto di poter fare, anche Gruaro ha una dotazione intorno agli 8-10.000 euro. Anche Gruaro ha chiesto una mostra con dei reperti sempre del territorio di Gruaro da poter poi mantenere nel comune di Gruaro, quindi che diventino poi patrimonio del comune. No, reperti romani trovati sempre nel territorio. No, il sarcofago non si poteva fare. Hanno chiesto di poter avere dei reperti romani trovati nel territorio, nel comune di Gruaro,
e hanno chiesto di poterli anche ospitare poi in maniera permanente. Una volta che questi verranno restaurati diventeranno patrimonio del comune e verranno in una sala comunale. Loro hanno una sala, l'unico problema è che deve essere una sala allarmata, ma loro ce l'hanno, e questa mostra diventerà una mostra permanente da fare nel loro comune, insomma, che poi potrà essere visitata dalle scolaresche di tutto quanto il territorio. E proprio perché diventerà una mostra, diventerà un presidio permanente, insomma. E poi anche loro hanno chiesto di poter fare un progetto didattico mirato per alcune scuole del loro territorio. Anche loro sarebbe Gruaro. Gruaro e Cinto hanno puntato su un progetto didattico rivolto alle scuole, perché sì, hanno optato per una soluzione di questo tipo. Sì, sì. Poi esatto. Avendo molto materiale, sì. Hanno l'esigenza di spostamenti o quant'altro. Ecco. Poi un'altra parte del progetto, circa 15.000 euro, sono stati destinati alla realizzazione di video dell'itinerario. Parliamo di 4-6 video da 1/4 minuti. Dell'itinerario vuol dire di tutti i 5 comuni. Questi video verranno... Prego? Sì, devono praticamente descrivere brevemente tutto l'itinerario. Video che poi, per esempio, potranno essere messi a disposizione delle piattaforme digitali dei singoli comuni, quindi il comune di Portoguaro li potrà caricare nel suo sito personale, come potrà fare Caorle, come potranno fare gli altri comuni che hanno dei siti dove inserire questi video. Verranno realizzate delle foto sempre dell'itinerario, parliamo di 100-150 foto, anche queste che poi verranno messe a disposizione dei comuni che le potranno inserire nel loro sito. Ci saranno dei testi che verranno realizzati. Poi è prevista anche la realizzazione di una piantina dell'itinerario. Questa però non la troverete diciamo nel budget, perché per fortuna noi, come itinerario Giralemene, praticamente verrà realizzata esattamente nello stesso formato degli altri itinerari, però verrà realizzata con un progetto sempre del Vegal, con un Interreg Italia-Slovenia, e ci viene gratis in pratica, per capirsi, ok? La piantina. È inutile per un'altra. Sì. Piantina Cartacea. Già una pronta sì. nell'Interreg. Esatto. È inutile fare un doppione. Esatto. Diciamo che noi risparmiamo 5.000 euro rispetto agli altri itinerari. Infatti abbiamo 15.000 euro di budget per questa cosa. Ecco, c'è da dire che, per esempio, grazie all'abile negoziazione del sindaco senatore e anche dell'assessore Geronazzo, per esempio alcuni di questi, Portoguaro avrà ad esempio il suo budget non verrà intaccato da questa realizzazione, di questo se ne faranno carico gli altri 4 comuni, e quindi comunque Portoguaro avrà i suoi video e le sue cose, ma non entra nel budget, non gli viene sottratto parte del suo budget come verrà fatto per gli altri comuni. Ecco perché in proporzione gli altri comuni, teoricamente, chiaro, sono anche un po' più piccoli, hanno anche fatto delle richieste diverse, inferiori, perché c'è da dire una cosa: questo progetto è di 105.000 euro più IVA, e l'IVA è a carico dei singoli comuni. Portoguaro avrà sì 30.000 euro, ma ci dovrà pagare sopra il 22% di IVA. Esatto, e magari un comune un po' più piccolo come può essere Gruaro, come può essere Cinto, per loro può essere un po' più complicato, insomma, andare a investire un budget così importante.
E quindi diciamo questa è un attimo la genesi di questo itinerario. Io mi sento di ringraziare l'assessore Geronazzo e anche il sindaco senatore, anche se qui non c'è, per il contributo che ci hanno dato alla fine alla realizzazione di questo progetto, e diciamo che è stato un input importante, insomma. Lei intende ringraziare Geronazzo, l'assessore e il sindaco? Sì. E la città di Portogruaro, evidentemente. Beh, ovvio, no, ma è ovvio che discorsi loro. Sì, ci mancherebbe altro. A me non mi viene niente. No, volevo chiederle... Sì, scusa. Sì, mi dica. No, giusto. No, beh, ma è il mio consigliere, ma Sì, è stato un lavoro in tempi molto rapidi e molto brevi, non sbaglio. Prego. Questo progetto è stato realizzato in tempi brevissimi. Sì, a un certo punto sì. Un periodo di 7, 8, 9. No, credo un mese e mezzo, sì. Ha steso il progetto. No, giusto per, scusi, giusto per richiamare tutte le cifre, l'intera dotazione di 105.000 euro. 105.000 euro. 105.000 che vengono è giusto per dire i comuni principali, Portogruaro, Concordia e Caorle. Cinto e Gruaro. Sì. Ma dico com'è la suddivisione. Allora, la suddivisione è questa. Scusa, Prego. La suddivisione Portogruaro Concordia mi sembra circa da 28 e 30.000. Dai 28 ai 30.000 per Concordia e 30.000 per Portogruaro. Caorle? Caorle siamo intorno ai 12, 14, una roba del genere. Sì. Gli altri comuni hanno tra gli 8 e i 10 a testa. Poi ci sono, vi ripeto, questa parte in comune di questi 15.000 euro che hanno i benefici vanno a tutti i 5 comuni, però la spesa ricade sui 4 comuni, cioè non su Portogruaro. E ci sono anche, faccio questa domanda, lei ha parlato molto di digitale oltre che della cartina fisica. Ci sono anche interventi lungo l'itinerario, cioè tipo o riguardano altri progetti, cartelli? Allora, no, non sono previsti in questo progetto, In realtà abbiamo delle iniziative un po' collaterali come Vegal. Allora, per esempio, vi accenno una cosa velocissima. Voi sapete che c'è Scogliera Viva a Caorle. Ogni anno fanno Scogliera Viva. Praticamente loro non hanno più posto dove mettere, hanno esaurito le pietre da scolpire. Allora abbiamo fatto, ed eravamo proprio qui in questa sala, c'era anche l'assessore Geronazzo, abbiamo proposto al comune di Caorle di ospitare qualcuna delle loro pietre scolpite durante gli itinerari, lungo gli itinerari, Gira Lemene, Gira Livenza, Gira Tagliamento, in maniera tale da fare una specie di scogliera viva espansa nel territorio, valorizza gli itinerari, valorizza le nostre zone, valorizza i nostri comuni e nello stesso tempo dà la possibilità a loro di poterle sostituire con altre pietre e poter fare delle nuove sculture. Favro, la interrompo, Sì. Dico, la prendo da qua questa... Sì, è una novità, Sì. Io sono di Portovecchio, la invito a far da portatore di una richiesta. Visto che l'itinerario Gira Lemene c'è. Il Gira Lemene passa per Portovecchio, Sì, e certo. molto volentieri le pietre della Scogliera Viva di Caorle. Siamo proprio sull'idea, ma secondo me a un certo punto... Sì, no, questa è un'ottima idea. Io le faccio anche quest'altra richiesta, secondo me è ottima. Mi viene in mente la Dobbiaco Linz che si fa in bicicletta. Sì, l'ho fatta. Ci sono un sacco di posti, ristoro, bacheche, informazioni sui paesi che si attraversano. Sì. Ecco, magari ulteriori progetti saranno magari da impiegare anche valorizzando i singoli paesi che si attraversano, le singole frazioni che si attraversano, anche per spiegare al potenziale turista, dico di quello in bicicletta, può essere quello che fa running, quello che passeggia in tutte le maniere, che gli venga spiegato dove sta passando. Sì. Allora, il discorso è questo. Questo è una tappa
Il percorso, allora abbiamo iniziato con il primo step 2007-2013, questo è un altro step, poi io credo che l'unico limite, purtroppo non è la nostra fantasia, ma l'unico limite è il budget che poi riusciamo a ricavare da poter investire sul territorio, insomma, perché le iniziative che si potrebbero fare sono tantissime, le risorse non lo sono allo stesso modo, perché purtroppo noi non abbiamo la tassa di soggiorno, non abbiamo delle entrate come hanno i comuni della costa, e quindi dobbiamo fare squadra, studiare bene le iniziative, fare in modo che possano portare beneficio a tutto il territorio e possibilmente dividerci le spese. Il comune si auspica che sì. i consigli comunali vengano presi positivamente, sì, perché altrimenti è un'occasione. I comuni non aderisce, tutto il progetto. Sì, questo è fuori discussione, cioè purtroppo. Se uno dei 5 comuni non aderisce al progetto, tutto il progetto. In pratica, tutti i 5 comuni sembrano collegati uno con l'altro. Sì, assolutamente. Purtroppo non è possibile fare. Sì, allora non era possibile. Se Concordia si chiamava fuori, ok? Non era più possibile fare. Saltava il progetto per tutti. Quando scade il bando? Allora, il bando scade il 15 aprile. Il termine di presentazione del bando è il 15 aprile. Quindi tutti i comuni devono approvarlo? Tutti i comuni devono approvarlo entro il 15 di aprile, devono portarlo in consiglio entro il 15 di aprile. Una volta entrati nel progetto, ci possono essere delle variazioni, mi viene in mente, perché purtroppo ci sono diversi comuni che vanno al voto. Sì. Cambierà l'amministrazione? Sì. Non è detto. Allora, sì. Dico, è possibile che dopo magari un comune... No, perché non è possibile, perché si vota per questo progetto. C'è un impegno ufficiale? Si vota ai 60 giorni di tempo, ai 60 giorni che non possono erogare, quindi, sì. E questa è anche la velocità di questo progetto, per far modo anche ai comuni che vanno al voto di poter usufruire da subito. Per esempio noi andiamo, mi sembra il giorno 1 in consiglio, già dal giorno 3 o 4 anche gli altri comuni che vanno al voto possono usufruire immediatamente delle risorse. Questo è il progetto. Consigliere Fagotto? Sì, intanto volevo ringraziare il Presidente perché non eravamo al corrente di nessuno di questi messaggi. Quindi credo di capire che anche a questo punto non è possibile dare qualche altra magari idea. Non è vero. Perché questa è una tappa, l'idea può essere senz'altro presa, recepita, non messa da parte, ma tenuta in considerazione per il futuro. Perché abbiamo trovato dei punti e noi ne abbiamo discusso, perché questa qua è sicuramente una buona iniziativa come lo era il Giralemme. Poi dopo abbiamo trovato tante parti monche anche dal punto di vista della gente che voleva usufruire. Ha citato bene prima il consigliere Moro il fatto ad esempio della indicazioni cartellonistiche, il fatto della mancanza di qualche libretto che spiegasse, che magari fosse a disposizione anche nei punti di riferimento o nelle sedi dei comuni, in maniera che qualcuno che voleva eventualmente farsi un giro avesse a disposizione un piccolo cartaceo di 4-5 pagine, ma magari poter votare. L'altra questione, due questioni che ci saltano così un po' all'occhio è, secondo me, Portuaro ha scelto una linea che è un attimino diversa da tutti quanti gli altri. Sì, ma ha caratteristiche diverse dagli altri. Sì, però magari delle due diciamo qua si parla 2 eventi, però finiti i due eventi, questo lo dico così come idea generale, a Portuaro non rimane niente. Allora, in realtà, non è vero che non rimane niente, perché comunque poi quel patrimonio, quegli studi che scaturiranno da questo progetto, quelli rimangono. Sì, dire, prego. Gli altri tutto quanto bello, un bellissimo progetto, ma dico, Portogallo in sé, a parte i 2 eventi, magari non resta niente. Magari fosse stato un evento e qualcos'altro, che ne so, anche qua per citare, voglio dire, non so, il campanile o una chiesa o il municipio o la villa, qualsiasi cosa lo potevano decidere benissimo loro, ma rimaneva anche ai posteri, mentre lì una volta fatto l'evento rimane poca sostanza. Ecco,
No, allora, ecco, prima vi ho detto che nel corso dell'anno alcuni comuni hanno fatto delle iniziative che erano loro particolarmente care. Il vecchio progetto, quello fatto, anzi proprio quello iniziale ancora, neanche quello che voi avete votato nel 2017, ma quello ancora precedente, prevedeva per Portogruaro la digitalizzazione del Museo Nazionale Concordiese, solo che nel frattempo a TVO lo aveva già fatto lei e quindi in realtà voi ce l'avete già perché è roba vostra, cioè è gratis, pubblicizzatela, sponsorizzatela. Questa era anche una delle mie idee, Sì. però abbiamo anche altri 2 o 3 pezzi pregiati Sì, a sì. Portogruaro, che magari fare un evento e fare qualcos'altro, magari anche piccolo, fare 2 eventi, ma unire un'altra casella magari piccola, che ne so, la torre, mi viene in mente una parte piccolissima, Torre Sant'Agnese, in cui anche quella lì è una parte molto discreta. Sì, sì. Allora, purtroppo c'è da... rimane, ecco, sì. ho fatto Allora, qualcosa che ci rimane. sì, ma allora c'è da dire una cosa. Purtroppo il budget quello era e si sono dovute fare delle scelte anche riguarda praticamente tutti i comuni. Però, ecco, per quanto riguarda la cartellonistica è un aspetto, è un tasto dolente. Se voi girate per tutti i comuni del nostro territorio, io parlo per Concordia, ma credo che a Portogruaro sarà lo stesso, voi trovate 4 cartelli che indicano i vari monumenti di 4 colori diversi, di 4 tipologie diverse, figli di vecchi progetti che nati per cartellonistica turistica, finiti, messo 4 cartelli e poi finito il progetto 4 cartelli in più ma diversi da quelli che c'erano stati precedentemente. Lì dovremmo fare lobby, proprio lobby di territorio e presentare un progetto come Gira Lemene, come tutti i 5 comuni, andare a chiedere in regione di dire vogliamo uniformare la cartellonistica di tutti i nostri percorsi turistici. Anche per poter incrementare questo tipo di turismo. Sì, perché noi dobbiamo vederci come un'unica entità. La prima cosa che io ho capito... È che sia valido nell'insieme Sì. di quel progetto, sì, dopo sarebbe secondo me da vedere alcuni piccoli particolari. L'altra domanda era inerente praticamente la durata della convenzione. Sì. Cioè, In che senso? Nel senso che la durata fino a completa esecuzione dell'opera. Allora ci sono in teoria 2 anni di tempo per realizzare questo progetto. 2 anni di tempo. In realtà noi probabilmente cercheremo a partire dalla data dal 15 di aprile praticamente. Allora in realtà il 15 di aprile c'è il termine della domanda. E poi questa domanda, questo progetto è uscito sul BUR regionale agli inizi di marzo, ok? Con termine di scadenza 15 aprile. Dopodiché le domande verranno valutate da Avepa, che darà il via libera. È un via libera sul quale insomma siamo abbastanza fiduciosi perché abbiamo già concordato con loro preventivamente, sono progetti che hanno già visto, quindi siamo abbastanza tranquilli sul fatto che verrà dato il via libera a questi progetti perché abbiamo presentato cose che sappiamo essere all'interno dei parametri che sono richiesti da Avepa. Sono in linea? Sì, assolutamente, cioè non abbiamo fatto le cose a caso. Quindi temporale di 2 anni. Noi abbiamo dal momento in cui Avepa ci dà il via libera, in realtà esatto. Allora, in realtà noi possiamo cominciare a spendere dal giorno dopo in cui la domanda viene presentata. La realizzazione di questo progetto 2019-2020-2021. Abbiamo 2 anni di tempo per realizzare quello che c'è scritto in questo progetto. 2019-2020. No, perché sul 14 aprile, 15 aprile 2020 il primo anno, Sì, 15 aprile 2021. Sì, ok. ci saremo tutti nel 2021 qua? Allora, Luciano, prende sì, in un modo o nell'altro sì. Sì. Una domanda così mi viene in mente roba. Anche Qui che mi mancava.
Comunque potremmo comunque apprezzare lo stesso anche se non ci saremmo qua. No, cioè, fisicamente spera. Posso interromperla? Sì. No, scusi un attimo, consigliere. Scusa, consigliere Fagotto. No, mi riaggancio adesso alla cosa che aveva appena detto lei e chiedo all'assessore Geronazzo. Puoi essere un attimo più preciso con i progetti o sono ancora in stand-by? Allora, I progetti che riguardano... Scusa. Allora, i costi... I progetti che riguardano Portogruaro nello specifico. I progetti che riguardano Portogruaro, uno, quello per quanto riguarda Terra dei Dogi, diciamo, è già in fase avanzata. L'altro progetto stiamo valutando di associarsi con Santa Cecilia e fare questo tipo di evento dedicato alla musica risorgimentale e quant'altro, anche per valorizzare la nostra città. No, ma chiedo, e forse se ho colto bene, secondo me condivido con quanto ha detto il consigliere Fagotto, riguardano, e se ho anche scritto bene, riguardano il singolo evento e dopo non rimane niente, è più o meno così o no? O ho capito male? Allora, no, allora, come ha illustrato bene il dottor Favaro qui, per quanto riguarda il museo è già scansionato e quant'altro. Cartaceo lo abbiamo dei video che andranno fatti per esempio, in parte comune, altri... la giornata che riguarda Terra dei Dogi è un evento? È un evento, cioè, perché qua ho scritto è un evento che rientra nel progetto risorgimentale che abbiamo sottoscritto. Sì, adesso magari lo vedremo sviluppato, però condivido anch'io questa annotazione del consigliere Fagotto, che visto che riguarda un progetto, per l'amor di Dio non voglio criticare nessuno, anche perché non lo vedo, lei lo ha appena accennato, però se riguarda un progetto che riguarda il Giralemene, è stato fatto riferimento a tutti i comuni come delle cose che rimangono. Questi sono eventi. Posso? Sì, allora, dopo oppure ho capito male. No, allora, attenzione. Scusa perché lei ha appena accennato e magari allora, lo capiremo meglio. Sì, certo. Allora, voi dovete tenere presente una cosa. Come vi ho detto, tutti gli interventi nei singoli comuni sono assolutamente legati e fruibili dagli altri. Cioè, una volta che i reperti sono pronti e musealizzati, quest'anno la mostra si fa a Concordia, il prossimo anno Portogruaro dice cara Concordia, mandami quei reperti che me li metto, li valorizzo, li metto a... Sì. Sono pagati, allora gli interventi sono pagati coi soldi dell'itinerario e sono patrimonio del territorio, dell'itinerario. Chi lo custodisce? Allora, il problema della custodia è questo: la soprintendenza ha dei parametri molto stretti, quindi i materiali, una volta finita la mostra di Concordia, verranno riposti nel magazzino che è allarmato e videosorvegliato. Presidente, scusa, sì. La interrompo perché sì. Non voglio essere assolutamente polemico, ma se no non capisco. Sì, certo. Stiamo parlando di soldi pubblici in dotazione ai comuni. Sì. Quelli che riguardano un evento non sono reperti da custodire. No. Allora, è un evento, sì. Ho capito bene. Certo, però su quell'evento di Portogruaro, ad esempio, verrà fatto uno studio, ci sarà della documentazione che rimarrà, cioè viene fatta una ricerca e quegli atti di quella ricerca poi rimangono a disposizione di tutti gli altri comuni. Per esempio noi come Concordia avevamo fatto delle iniziative che erano delle cene romane e puntavamo a fare anche delle cene medievali. Ad esempio lo studio che verrà fatto sull'alimentazione, sulle pietanze dell'epoca potrà tornare buono anche a noi, ad esempio, che avremo già un lavoro tra virgolette pronto nel momento in cui volessimo fare anche noi delle cene medievali che avevamo già in mente di fare e che non abbiamo ancora realizzato, ma fanno parte di quello che noi abbiamo già in mente di fare. No, adesso è stato più chiaro. Benissimo, allora a un certo punto chi custodisce questo materiale? Perché per esempio, scusa, lei ha nominato, e io conosco per altri motivi, il Museo del Mare di Capua. Lì è stato, non c'è più spazio. Allora, è vero. Allora, per esempio... le porte in Basilica? Non lo so. No, potrebbero ad esempio loro, lì dove hanno lo yachting, via Bafile, dove hanno... Certo. Allora, loro praticamente, in realtà,
L'unico vincolo che la soprintendenza richiede è che questi reperti vengano custoditi ed esposti in un luogo allarmato da cui non sia possibile sottrarli. Quindi teoricamente loro hanno il Museo del Mare, però loro organizzano anche ad esempio delle mostre in via Bafile, di fianco allo yacht, hanno fatto mostre di pittura, nulla vieta che facciano che lì, che è anche nel centro di Caorle, che realizzino lì la loro mostra. In realtà sono abbastanza autonomi nello scegliere dove, che luogo loro vogliono valorizzare. Comunque viene individuati i posti dove il materiale viene custodito, sì. E poi sarà a disposizione di chi lo potrà utilizzare. Sì, però allora voi dovete tenere presente una cosa. Per esempio, la mostra, la mostra ad esempio di Concordia, quella di Gruaro ha chiesto di poterli avere là. La mostra di Concordia, noi non abbiamo, probabilmente utilizzeremo la sala consigliare, gli spazi del municipio, poi però a un certo punto questa mostra verrà tolta e i reperti verranno probabilmente stoccati e saranno a disposizione appunto del territorio. Prossimo anno Portogruaro ha bisogno, vuole fare una mostra, vuole fare un evento. Ma lei ha detto probabilmente verranno dislocati o localizzati oppure custoditi. Sì. Ma avete individuato in che posti? Perché le ripeto, il Museo del Mare è stato... Noi abbiamo il magazzino. Scusi, sì. Qui a Portogruaro non ne parliamo proprio, sì. Capito? Perché insomma, i reperti sono tanti, il materiale è molto. Sì. Non voglio segnalarvi altri posti, però secondo me dovreste individuare o programmare dei punti precisi dove il materiale viene posto e custodito perché poi possa essere utilizzato da tutto il territorio, capito? Sì. Ma voi non avete in questo momento lo spazio per questo? No, noi abbiamo un magazzino, ha presente i capannoni di Fachin? Sì. Noi abbiamo affittato i capannoni di Fachin e siamo in prospettiva per comprarli. Oggi i capannoni di Fachin sono divisi a metà, su metà abbiamo messo la protezione civile e sull'altra metà sono stoccati in questo momento tutti i reperti. Sì, è da lì che verranno, è quello il magazzino dal quale verranno presi i reperti. Avete già concordata questa cosa? Sì, è già, i reperti in questo momento sono lì, sono stoccati lì. Sì, da anni. Sono là da 3-4 anni. Sì, sono lì da 3-4 anni in questo capannone. Tutti sa che esiste. Sì. Scusate un attimo. Allora, da quello che si è capito è questo, no? Allora abbiamo la TVO che ha digitalizzato certi punti e certi punti monumentali e li mette a disposizione dei 5 comuni, giusto? Sì, in realtà di tutti i comuni. Perché c'è anche Altino dentro. Bene, di tutti i comuni. Poi abbiamo ogni singolo comune, da Caorle, Portogruaro, Concordia, Gruaro e Cinto, hanno la loro piccola iniziativa locale dove hanno il loro materiale e lì li tengono in custodia individualmente. Mi spiego? Sì, non proprio tutti, alcuni comuni hanno chiesto di poterli avere stanziali fissi, sì. E la soprintendenza ha detto io te li lascio se mi garantisci determinate caratteristiche. Certo. Altri comuni hanno detto no, è finita la mostra, io voglio liberi i mulini dopo, perché lì ci devo fare altre iniziative. Tipo Gruaro ad esempio, tipo Cinto, Gruaro ha detto io avrei piacere di averli qua e garantisco di dare una sistemazione adeguata. Cinto ha detto io francamente mi sta bene la mostra temporanea, ma poi in quel posto io ci devo fare anche altre cose, quindi finita la mostra ve le riportate. Ok. Vabbè, comunque in sostanza verranno ubicati in locali penso noti a tutti quanti e pertanto chi dopo ne avrà bisogno basta che ne faccia richiesta specifica. Un inventario molto nascito. Voi dovete tenere presente una cosa, non sono i magazzini di Concordia, sono i magazzini a Concordia, ma sono magazzini di reperti di tutto il territorio. Di tutto il territorio. Ok? È roba trovata in tutto il territorio. Da Caorle a Gruaro, passando per Concordia, Portogruaro e Cinto, e ci sono dei pezzi veramente belli e importanti. Sì, la cosa importante che serve capire è questa, no? Con questo tipo di iniziativa qua si può creare anche una specie di tratunion
anche con le zone di spiaggia, con le spiagge, nel senso che c'è anche questa esigenza, soprattutto anche da parte delle spiagge, perché il turismo non vive più solo che di spiagge, di sole, di acqua e di sabbiature, ma vive soprattutto anche di turismo, di turismo d'arte e di storia, mi sono spiegato. Ecco, per quello che sarà importante, per esempio, cercare di creare proprio questo rapporto, quello che stanno aspettando e stanno cercando le spiagge stesse, mi sono spiegato. Ecco, perciò questa iniziativa qua è molto valida dal mio punto di vista. Voi che siete ad esempio dentro l'OGD di San Michele, quindi che vuol dire Bibbione, cioè voi poi potete il prossimo anno, se ad esempio l'evento della musica medievale o l'evento di Terra dei Dogi ha un riscontro importante, voi potete anche proporlo alle spiagge, all'OGD di Bibbione, come guarda, io realizzo questa cosa, e magari loro ve la pubblicizzano, ve la sponsorizzano, vi mandano i turisti, cioè diventa parte anche del loro programma. Guardi che su questo argomento il territorio, lo spazio interno, la parte interna, ha fatto nel tempo, nel passato, ma anche attualmente, sta facendo una propaganda valida su questo senso, e cerca di richiamare, cerca di portare con forme diverse, è apparso anche nelle riviste e nei giornali, nei periodici, portare la gente a Portogruaro, tutto per dire Portogruaro, spostandosi diremo dalla spiaggia, dal mare, dal momento della vacanza, e venire diremo nella città, nel posto dove è già tutta fatta questa propaganda. Allora c'è un'iniziativa oggi, cioè è già esistente a Portogruaro, tutti i giovedì di mercato c'è una guida fissa che fa l'itinerario, che porta in giro i turisti per Portogruaro, ma io so che anche la settimana scorsa c'erano già turisti che venivano e vengono tutto l'anno, e a maggior ragione nei mesi più, quando si comincia ad andare verso aprile, maggio, giugno, ma anche luglio e agosto ormai è diventato un appuntamento fisso, e ci sono, mi parlava l'organizzatore che a febbraio avevano 12-10 persone tutti i giovedì, perché quella cosa lì del mercato con la guida fanno il giro di Portogruaro, fanno un cicchetto in un bar e vedono Portogruaro, gli spiegano Portogruaro, e la gente è contentissima. Ecco, per chi vuole saperlo, l'operatore turistico di Bibbione, tanto per dire, di Caorle, quando vanno a vendere i loro pacchetti, soprattutto nei periodi di bassa stagione, vendono anche gli appuntamenti culturali con l'entroterra. Mi spiego. Tant'è vero che, faccio un esempio, un operatore, uno dei più grossi di Bibbione, che è l'Agenzia Europa, lei puntualmente ha dei furgoncini, dei mini autobus da 12 persone che portano la gente qua, giorno al mercato, fare il giro turistico e quant'altro. L'intento è proprio quello di creare non concorrenza tra cittadine, no, integrazione. Ma un territorio unico. Integrazione. Che il turista viene a Portogruaro perché vede un tipo di storia, va a Concordia perché ne vede un altro, ma devono essere assieme le due cose. Integrazione. Un'altra cosa, ad esempio, questa piantina che verrà realizzata su tutto l'itinerario, ok? Una volta, voi sapete che quando si realizza una pubblicazione i costi principali sono gli impianti, certo, perché poi a ristamparla si spende un quarto. Niente. Con questo progetto noi avremo ad esempio uno strumento già pronto, gli impianti pronti, la si vuole replicare, la si vuole modificare, hai già un lavoro pronto e ti costa un quarto. Comunque maestro, noi per il 2021 siamo pronti, va bene? Sì, no, saremo pronti prima. Abbiamo il consigliere Fagotto. Scusatemi, farò l'ultimo intervento, ma non voglio più parlare della questione. Siccome noi siamo il comune di Portogruaro, allora decidiamo anche con una certa logica. Allora, il progetto in sé, secondo noi, può star bene. E ripeto, il fatto che è evento vuol dire praticamente chiuso un determinato periodo. Terra dei Dogi è in maggio, e per quanto riguarda le antiche musiche con strumenti dell'epoca quant'altro vuol dire settembre, ok?
Se una parte di questa disponibilità di finanziamento venisse messa per sponsorizzare qualcos'altro di Portogallo, non sta a me decidere, Portogallo ha tante bellezze, può essere le ville, abbiamo una villa qui, abbiamo una villa a Portovecchio, che è sempre comune di Portogruaro, oppure le chiese in maniera virtuale. Questo rimarrebbe a disposizione per 12 mesi all'anno e per non so quanti anni. Questo è il nostro concetto, è quello che voglio ribadire. L'evento va, si fa oggi, si fa in 15 giorni e poi dopo. Quell'altra maniera è una maniera, secondo il mio punto di vista e secondo quello che potrebbe stare molto a cuore a Portogruaro, è avere un riferimento che duri nel tempo e nell'arco, non concentrato in poco spazio. Quindi non voglio dire che la decisione dell'assessore o del sindaco sia completamente sbagliata, però si poteva dare una tipologia anche di qualcosa che ci resti a Portogruaro. Abbiamo il Museo Concordiese, però avevamo la possibilità di sponsorizzare qualcos'altro che ci rimanesse per 12 mesi e per X anni. E non voglio dire niente altro se non che la durata della convenzione su quelle 2 righe magari sarebbe da specificarla proprio nel fatto di 2 anni dalla... Allora in realtà da qualche parte sul testo c'è scritto viene stipulata questa convenzione, il progetto va realizzato entro 2 anni. Quindi diciamo che magari non può, c'è scritto che comunque il progetto va realizzato entro 2 anni. L'oggetto della convenzione è durata fino a completa esecuzione dell'opera e alla rendicontazione da parte dell'ente capofila. Esatto. Sì. E fino al decorrere dei limiti temporali imposti dal bando. Che sono 2 anni per realizzare le opere. 2 anni a partire dal momento... Sì. Magari sì. Perché questo qui è un richiamo al bando e nel bando c'è scritto che ci sono 2 anni di tempo. Sì. No, la domanda è assolutamente legittima. Quello che è importante è sapere, è giusta la sua domanda, cioè quanto dura questa convenzione, si fa riferimento, si fa un richiamo al bando, nel bando c'è specificato che... Magari specificare con altre 3-4 parole. Sì, vabbè, sì, adesso si può anche fare non c'è nessun problema, una piccola integrazione, non vedo nessun problema, insomma. Sì. Di quanto abbiamo... Di quanto stiamo dicendo, voi fate una relazione, una proposta, un progettino oppure... Sì, c'è una scheda che è stata mandata, che è quella, c'è una scheda che è stata mandata al comune, adesso penso che ce l'abbia l'assessore, insomma. La scheda, allora ecco, una cosa importante, una cosa molto molto importante. Io vi ho spiegato nei dettagli cosa viene fatto, dove e quanto viene speso, perché voi dovete assolutamente avere piena contezza di che cosa viene fatto, dove e quanto costa, ok? Però nella scheda generale voi troverete delle macro voci, ok? Questo motivo, per quale motivo? Perché più generica è, allora Avepa ha individuato 3 campi di azione, ok? E in questi 3 campi stanno tutti gli interventi. Voi troverete ad esempio una macro voce da 72.000 euro, ok? Di eventi nel territorio rivolti ai turisti, rivolti ai residenti, rivolti alla comunità. E in questi 72.000 euro ci sono i 30.000 euro di Portogruaro, i 28/30 di Concordia, i 12 dei 4-8-12 delle mostre, ok? Troverete un'altra voce che è digitalizzazione, che ha un importo di 10.000 euro, troverete un'altra voce da 8.000 euro che sono le due proposte didattiche verso le scuole, e poi troverete un'altra voce ancora da 15.000 euro che sono i video, le foto e il materiale cartaceo, ok? Ho capito. Io dico, perché più generici siamo e meno probabilità c'è. Lei nell'esporre, mi pare molto bene, con tutto l'aspetto del denaro, delle spese è molto preciso. Però io avrei piacere di avere un documento programmatorio, perché entro il 2021 dobbiamo chiudere, realizzare questa roba. Sì, ma allora voi andrete a votare, quando voi andrete in consiglio andrà un documento con il quale il comune dice sì, io partecipo a questo progetto, il comune capofila dice
Noi come comune capofila, io vi dico, ci siamo associati questi 5 comuni per fare questo tipo di intervento, facciamo una convenzione che ci impegna a realizzare questi progetti, abbiamo come tempi 2 anni. In realtà, siccome ci lavoriamo da una vita e sappiamo già che cosa fare, sappiamo già che li realizzeremo molto prima. Sappiamo che li realizzeremo molto prima e non lasceremo passare i 2 anni, perché io credo che nessuno di questi interventi verrà realizzato oltre quest'anno. Nessuno. Perché le scansioni del campanile sono pronti, e le mostre dei forse le mostre, ecco, le mostre probabilmente lì ci vorrà un po' di più tempo. Le mostre non verranno realizzate quest'anno. Chiedevo una cosa. Difficile, perché lì difficile, insomma, i tempi della... che farà il Portogruaro, praticamente, no? I 2 eventi di Sì. Portogruaro. I soldi che vengono impiegati, questi eventi per una volta, 2 volte, 3 volte, cioè a seconda di quanto costa, perché una mostra è perpetua e resta là, ma questi 2 eventi, 28.000 euro, che dovrebbero 30.000, per i 2 eventi c'è un obbligo di spesa in entro tanto tempo? 2 anni, entro 2 anni vanno realizzati. Entro il 2021. Quindi vuol dire che ogni anno ci sono a disposizione... No, Sui 2 anni 30. No. Ogni anno ci sarebbero a disposizione 15.000 euro. No. Ci sono 30.000 euro che tu puoi spendere in 2 anni. per realizzare. Che puoi spendere in 2 anni. Quindi se Al sei in 2 tempo anni... di 2 anni. Esatto, quindi potrebbe essere 15.000 un anno, 15.000 l'altro. sì, Questo Fai un intendo evento dire... un anno, un evento un anno, un evento l'altro. Scusa, Cioè- consigliere, Alessandra, se noi quest'anno decidiamo di non fare l'evento musicale, Perché magari non quello dei abbiamo giorni viene perso, non abbiamo Questo perso volevo il contributo. sapere, Sì, cioè... sì. Verrà l'importante è che tu lo faccia quell'evento lì nell'arco di 24 mesi. Sì. Ipotesi, voi Sì. fate l'evento Terra dei Dogi a maggio e viene fuori talmente bello che vi dite Lo facciamo il prossimo ma sai anno. che c'è, porca miseria, chi ce lo fa fare di andare a rischiare con quell'altro? La dicitura è molto generica proprio perché vi deve consentire Non è vincolante. non è vincolante, vi deve consentire la massima libertà di dire sai che c'è, questo evento qua è venuto talmente bene che ci conviene puntare su questo di nuovo e il prossimo anno replicare questo, piuttosto che andare a fare una roba che magari non salta nel buio. E E magari le musiche medievali le facciamo all'estate musicale, ce le facciamo per conto nostro e vediamo se funzionano anche quelle, possono diventare qualcosa da implementare. Un'altra cosa che chiedevo, gli eventi previsti si possono ripetere fino all'esaurimento della spesa o sono fisse le date? Cioè nel senso dire sono 2 eventi all'anno No, ma puoi fare anche 10 eventi. Noi, fino a consumare 28.000 euro, 30.000 quel che sia. Quelli che ci hanno insegnato, più l'IVA che le mettiamo, che la mette il comune di Vabbè, ok, Portogruaro. vabbè. Quando è stato fatto l'evento che passa attraverso un'associazione, mi sembra, perché non può incaricarlo il comune, l'evento deve passare attraverso un'associazione, questa associazione manda, con l'avallo del comune di Portogruaro, manda la fattura al comune di Concordia e il comune di Concordia paga, quindi non passa niente, i soldi non passano fisicamente nelle mani di Portogruaro. Portogruaro fa solo partner. Portogruaro dice noi vogliamo fare quel tipo di evento lì con l'associazione Pinco Pallo. Questa associazione fa l'evento, fa la fattura, la invia al comune di Concordia Sanitaria, il comune di Concordia Sanitaria la paga. Noi non... Che sa che Portogruaro ha un budget di quella spesa lì. Perché noi diciamo sì, quell'associazione fa l'evento che noi abbiamo richiesto all'interno, perché sono loro il capofila, all'interno del progetto Gira Lemene, capito? Sono loro i tesorieri. Non è che il comune di Portogruaro va a pagare l'evento, il comune di Portogruaro incarica un'associazione di costruire questo evento. Questo evento viene fatturato e pagato dal comune di Concordia. A noi aspetta l'onere di pagare l'IVA sull'importo che viene impiegato. sta chiaro. Sì, ringrazio anch'io il Presidente, Consiglio perché manca il numero legale. visto che è consigliere di Concordia. Ci mancherebbe, grazie a voi. E se avete bisogno siamo qua. Va bene. Ok? Bene. No, approfitto un attimo, vado per un attimo. Sì, non so se c'erano altre domande. No, io devo dire alla fine, secondo me è un'ottima iniziativa e complimenti
No, ma accendo. Grazie. No, e complimenti per chi ha introitato queste risorse, il Vegal per primo e i comuni subito dopo. Anch'io nutro delle perplessità, però come ha espresso il consigliere Fagotto, nel senso non mi inoltro perché magari saranno spiegati meglio. Finisco solo. L'unica perplessità che un evento, magari è la cosa giusta, quindi non critico a priori, però mentre una digitalizzazione, una ricerca o un reperto rimane per sempre, un evento si consuma con l'evento, dopodiché, perché queste cose riguardano un percorso che si chiama Gira Lemene e il percorso deve valorizzare tutti i luoghi del percorso. Sì, è il maggior periodo dell'anno. Prego Assessore che magari... No, volevo solo precisare che questo progetto è stato messo in piano sul giro di un mese. Nulla toglie che qualche piccola imperfezione ci sia e non è detto che possiamo vedere le proposte che ci vengono fatte, ma noi abbiamo, proprio come richiesta del Comune di Portogruaro per partecipare a questo progetto, abbiamo detto noi vogliamo, perché ogni comune ha dato la sua ha creato il suo progetto. Noi il nostro progetto era proprio basato negli eventi. Nulla toglie che qualcosa si può fare, ma noi abbiamo detto noi per partecipare vogliamo fare gli eventi, tant'è vero che abbiamo inserito questo progetto. Prima era solo romanicità, adesso abbiamo inserito anche l'altra dicitura rinascimentale, proprio per entrare nel progetto, perché se avevamo solo romanicità andavano a lavorare solo nel nostro, come si chiama? Museo. Nel nostro museo, che è già un museo nazionale, che non portava, secondo un nostro modo di vedere, un valore aggiunto alla città di Portogruaro. E lo scopo della città di Portogruaro è anche far vedere ai turisti la nostra città. E qual è la miglior cosa per far vedere ai turisti la nostra città? Di non creare un evento. Come facciamo a portare turisti per vedere la nostra città? Ok, voi dite facciamo digitalizzazioni, ma come facciamo ad attrarli? Lo sappiamo bene, lo abbiamo scoperto qualcuno di noi lo ha scoperto questa sera, che la TVO ha dei siti che illustra benissimo la città di Portogruaro, ma se questi non vengono reclamizzati rimangono fini a se stessi. Quindi qual è lo scopo? Di far venire i turisti a Portogruaro e vedere le nostre bellezze che oggi già abbiamo, e ne abbiamo diverse. Questo era lo scopo. Deve essere un'idea. 30.000 euro, visto che li possiamo usare in 2 anni, si possono usare una bella quota per gli eventi e che magari avanzi qualcos'altro per mettere qualcosa in cascina e che rimanga là nel tempo. Sì, ma scusa, quello che ho detto io è proprio la concentrazione degli eventi. 2 eventi li facciamo, ma nulla toglie che non spendiamo 30.000 euro per 2 eventi. Come dici tu, si può vedere un'altra via. Portogruaro è talmente grande e bella che oltre al museo concordiese possiamo aggiungere alle cose disponibili, digitalizzate, qualcos'altro. Non è gestito dal Comune di Portogruaro. Sì, vorrei dire questo, no? Guardate che Portogruaro non è che sia sprovvista di materiale o di materiale in archivio o in cascina, come si suol dire, che la descriva. Lo stesso ATVO, che ha evidenziato 3-4 siti importanti di Portogruaro, dai mulini alla piazza, al municipio, al museo, ecco, già lì una buona parte del materiale che lui ha acquisito lo ha acquisito già dagli archivi che aveva il Comune di Portogruaro come materiale. Cioè, io mi ricordo che quando si è creata l'unica azienda di promozione turistica, sì, c'era il materiale di Bibbione, tutta spiaggia e quant'altro,
ma c'era anche il materiale di Portogruaro con i suoi palazzi, con i suoi angoli e anche il Concordia con i suoi reperti archeologici, insomma, ecco. Voglio solo far presente che nelle parti comuni, video, mappe e quant'altro ci sono all'interno del progetto Giralemene. Cioè, materiale ce n'è? Bene, sono quasi le 8 e quindi dichiaro chiusa la quarta commissione. Grazie.